Il peggio dovrebbe essere passato, ma che segno ha lasciato questa perturbazione che ha colpito un po' tutto il Veneto? Case sott'acqua e senza corrente, strade come fiumi, spiagge irriconoscibili, garage scantinati e allagati. Uno scenario critico per diversi comuni del Rodigino, del Veneziano e del Padovano e che ha spinto il presidente veneto Luca Zaia a firmare lo stato di emergenza regionale. Una forte grandinata si è abbattuta su Badia Polesine, è stata anche chiusa momentaneamente la Transpolesana. Allagamenti poi a Porto Tolle, dove hanno dovuto intervenire i volontari della protezione civile con pompe ad alta capacità per prosciugamenti. Situazioni simili, associate a forti precipitazioni con garage scantinati e strade piene di acqua anche nei comuni rodigini di Giacciano con Baruchella e Trecenta. Qui ci sono state anche delle interruzioni della linea elettrica. Complessivamente sono circa un centinaio le richieste di intervento da parte dei vigili del fuoco in queste zone dove si è sviluppato un intenso sistema temporalesco che poi si è spostato verso il delta del Po. La stazione di Porto Tolle Pradonna ha registrato intensità di circa 56 mm all'ora. In 40 minuti è scesa la pioggia, l'acqua che scende in una settimana probabilmente, e le caditoie, le fognature, ma gli stessi campi fossati non hanno tenuto e purtroppo abbiamo avuto tantissime famiglie che sono andate sotto con diversi danni sia sul pubblico che sul privato. Abbiamo evacuato una famiglia che abbiamo portata in un hotel perché la casa non era più disponibile, alcune situazioni al limite, ma insomma tutte gestite. Devo dire che la protezione civile, insieme ai vigili del fuoco, hanno fatto un'opera veramente straordinaria. Spostandosi verso il veneziano colpiti i comuni di Mirano, Salzano, Spinea e Noale. Anche qui, a causa delle forti piogge, molti garage scantinati sono finiti sott'acqua. Circa una trentina gli interventi dei vigili del fuoco che hanno operato anche nei vicini paesi al confine con il Padovano, specie Tre Baseleghe. L'ondata di maltempo non ha risparmiato nemmeno il Trevigiano. A Castelfranco Veneto la venale ha rischiato di tracimare, innalzandosi repentinamente di oltre 1 metro in meno di un'ora. Tanta infatti la pioggia scesa in poco tempo che ha creato danni anche a Riese Pio X, torrenti e fossati ingrossati, le strade come fiumi, specie a Vallà. A Roncade è esondato il fiume Musestre che ha allagato 2 vie del paese. E non finisce qui, nubifragi e una mareggiata hanno sconvolto il litorale di Caorle e a Jesole è stata segnalata una tromba marina. Colpite dalla perturbazione anche Eraclea e Portogruaro. Su tutta la regione hanno operato circa 200 volontari della protezione civile divisi in 70 squadre. Tecnici regionali e sindaci sono già al lavoro per redare un primo censimento dei danni. Danni che si spera non aumentino, il sole sembra infatti timido e le piogge non finire.